Hanno minacciato la coppia di coniugi dei 64enni con un'accetta, li hanno strattonati, percossi e sono riusciti a farsi consegnare i soldi e quanto c'era di valore nell'abitazione. Erano in 4 i malviventi con il volto travisato che hanno messo a segno fra le 23 e le 24 della notte fra mercoledì e ieri in contrada Mandra a Grotte l'inquietante rapina. La coppia è finita al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Hanno riportato delle scoriazioni e delle leggere ferite, giudicate guaribili dai medici della struttura ospedaliera in 3 o 4 giorni. L'uomo è un imprenditore che gestisce un deposito di carne a Canicattì. I carabinieri della stazione di Grotte e quelli della compagnia di Canicattì intervenuti sul posto durante la notte hanno avviato le indagini per cercare di dare un'identità ai balordi, rapinatori forse romeni, che sono riusciti ad impossessarsi di 2000 euro in contanti e di tutti i gioielli che la coppia di coniugi aveva in casa. Il bottino arraffato dai criminali non è stato quantificato nell'esatto ammontare, ma è certamente importante. Inquietante invece e fortemente l'accaduto. I rapinatori hanno minacciato, terrorizzando e strattonando marito e moglie. Non è chiaro come 4 malviventi siano entrati, visto che i carabinieri non avrebbero riscontrato segni di effrazione. Non è chiaro se i proprietari dell'abitazione abbiano lasciato socchiusa qualche porta o finestra. Secondo la ricostruzione ufficiale fornita ai carabinieri, l'accetta e i 4 delinquenti l'avrebbero recuperata nel giardino dell'abitazione. Praticamente prima di entrare in casa, lo stesso imprenditore pare che l'abbia riconosciuta come l'accetta che lui utilizza per tagliare la legna. Quando hanno ottenuto quello che cercavano, i soldi e i gioielli, hanno arraffato il malloppo e sono scappati, fuggiti senza lasciarsi dietro alle spalle nessuna traccia. I carabinieri, quelli della stazione di Grotte e quelli della compagnia di Canicattì, stanno cercando, con una mirata attività investigativa, di tracciare la giusta strada da percorrere per arrivare all'identificazione, se non di tutti e 4 i criminali, almeno di qualcuno dei componenti della banda.